Siamo con Mario Pellin della Uster SRL di Monestiere, una delle imprese meccaniche organizzate dalla Conferenza del Veneto per questa manifestazione di Pordenone, però siete un'impresa artigiana però che guarda il futuro, siete grandi, avete molti dipendenti, avete molti settori in cui operate, importanti macchine che producete e anche collaborazioni con l'estero, quindi siete, diciamo così, una delle eccellenze del Veneto. Grazie. Allora noi è la prima volta che partecipiamo a Pordenone, non è la prima volta che facciamo fiere perché arriviamo anche da altre esperienze fatte in Germania, in un paio di fiere, Hannover, Messe e Stoccarda diciamo. E questa collettiva ci piace molto, ci sta dando soddisfazione, diciamo, anche l'organizzazione è buona, da ripetere direi. La nostra è un'azienda che è sul mercato da 35 anni. È un'azienda che ha sempre lavorato a doppio turno, dotata di impianti tecnologicamente sempre tenuti all'avanguardia e sostituiti puntualmente con nuovi modelli proprio per ottenere bassi consumi di energia e l'ottimizzazione delle lavorazioni che oggi dal punto di vista tecnologico sono sempre più esigenti, diciamo, nei vari settori. Operiamo in più settori, questo ci ha sempre aiutato a tenere in equilibrio anche il bilancio perché ovviamente i settori sul mercato oscillano, principalmente comunque operiamo nel settore alimentare, nel settore aeronautico in parte, e poi lavoriamo anche nell'ambito delle materie plastiche, nella componentistica per la iniezione di queste materie plastiche, che non è solo la produzione di componenti ma è anche la fornitura di sistemi assemblati e collaudati, cosa che oggi nel mondo industriale trova molto riscontro perché dà un elemento più completo, insomma, ecco. La conoscenza dei nostri materiali è molto vasta perché passiamo dalle leghe leggere, che è il nostro pezzo forte, diciamo, alla conoscenza approfondita anche della lavorazione degli acciai inossidabili, in particolare nell'ambiente sempre alimentare, dove oltre a rilasciare delle lavorazioni che seguono la procedura ISO 9000, rilasciamo anche la certificazione per la compatibilità alimentare, per il controllo del rilascio degli elementi di lega e anche analisi per le microcricche per evitare l'annidamento batterico, che nel settore specialmente lattiero-caseario è molto importante. Abbiamo un ispettore certificato RINA che può fare questi controlli che rilasciamo al cliente su richiesta. Lo sforzo adesso, oltre a comprare le macchine, che sono la parte chiaramente più pesante, siamo dotati anche di una sala meteorologica climatizzata, ben attrezzata, e stiamo attivando un percorso formativo interno ai nostri dipendenti, cercando di fare il passaggio delle competenze nel modo più tecnologicamente evoluto, insomma, possibile, proprio per rispondere a un mercato che è sempre più esigente. Sì, diceva che la formazione e trovare personale formato è difficile in questo mercato. Sì, vedo che è un problema che hanno un po' tutte le aziende, quindi un po' tutti ci stiamo dando da fare a far crescere nel nostro interno i nostri collaboratori, che sono le nostre risorse principali, quindi abbiamo tutto l'interesse a farli crescere insieme all'azienda. Ultimamente abbiamo pensato anche di sviluppare un nostro prodotto che è stato brevettato e ha un marchio registrato, che serve per fare il dosaggio di fluidi di media densità, diciamo, che può essere applicabile sia nel settore industriale e anche nel settore alimentare o farmaceutico. Qualsiasi cosa che ci sia da dosare, purché fluida, diciamo, può essere fatta, diciamo, con questi sistemi di dosaggio che vedo che stanno pian pianino trovando riscontro. A Berlino fra pochi giorni chiuderemo anche un accordo con un distributore che ha una rete vendita che spazia in Germania, Austria e Francia, con il quale entreremo nel suo catalogo per cercare di dare ancora più visibilità al prodotto.